Dopo 2 settimane di sosta torna il campionato di eccellenza. Domani l'Acragas, che non ha ancora perso tutte le speranze di superare al secondo posto l'Alcamo, difficile ma non impossibile l'impresa, anticipa il match di Terrasini. Calcio d'inizio alle ore 16. Mondalbano per questo match, molto agevole sulla carta, recupera il bomber Bernardo e pertanto dovrebbe schierare la squadra con il solito 4-4-2, con Guastella che comunque sarà molto vicino alla coppia offensiva formata dallo stesso Bernardo e da Marasco, quest'ultimo apparso in un periodo super di stato di forma, tanto che nelle ultime giornate ha quasi sempre lasciato il segno. Per il resto, considerate le molte squalifiche, Mondalbano dovrebbe proporre in porta Casella. Il Terrasini ormai è retrocesso da tempo e schiera diversi giovani della Juniores. La squadra palermitana ha perfino perso in casa il derby delle Cenerentole con la Palermitana. Insomma, per l'Acragas sembra poco più di un allenamento il match di domani, ma Mondalbano non vuol sentir parlare di match facile, i 3 punti sono ancora da conquistare. Questo fine settimana sembra invece decisivo per il Ribera che ospita al Novara la Palermitana e necessita di un punto soltanto per festeggiare la promozione in Serie D. Dopo che anche la paura della penalizzazione è stata messa da parte, la squadra crispina ha la strada spianata verso la quarta serie e in città ci sono già i festeggiamenti programmati. La festa comincerà molto presto e i cancelli dello stadio Nino Novara verranno aperti alle 14. Per questo storico traguardo i crispini non hanno mai conquistato la quarta serie, in città sono rientrati diversi emigrati che intendono far festa con i propri concittadini. In Novara sarà stracolmo in ogni ordine di posto, diversi giornalisti che assisteranno al match. Per il resto il torneo d'eccellenza dovrà emettere altri importanti verdetti, a cominciare dalle squadre che approderanno ai playoff e ai playout. Mancano ancora 3 giornate alla fine. Favorite per gli altri 2 posti rimasti negli spareggi promozione sono Camarat e Atletico Campofranco, mentre sarà dura per il Riviera Marmi recuperare 4 punti. Domenica il Camarat sarà di scena sul difficile campo della San Cataldese di Lirio Torregrossa che non regala giustamente nulla a nessuno. L'Atletico Campofranco giocherà invece sul campo del Gemini, mentre il Riviera Marmi su quello della Panormus.